Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti alla 106esima puntata di Tintoria. Gli ospiti di questa puntata sono Guia Scognamiglio e Tommaso Fauro. Applauso! Onorato. E poi si parte onorato. con Paporopo. La facciamo iniziare così. Un omaggio a Riccardo Rossi, che una nota a salutiamo. destra e una nota a sinistra, Esatto. faceva lui, un grande. Veramente, a cui dobbiamo tutto. Anche l'imitazione del treno. Com'era il treno, te lo ricordi? No. Beh, lui comunque un grande professionista artista, un grande totale. artista. Tra l'altro possiamo dire battute, il momento, non lo sapevamo ancora, però è il momento più alto della carriera di Fauro. Sì. E da lì in poi un Ma è verissimo. lento ma inesorabile È declino. assurdo. Cioè io mi lamentavo di battute, un programma dove dicevo una battuta a puntata, ma dicevo una battuta. La mia carriera ora è fatta di... Basta, sono diventato un mobile, è fantastico. Esatto, tra l'altro adesso stai facendo anche un altro programma di cui parleremo tra poco, dove hai esattamente lo stesso ruolo. Ma no, il format non era quello, cioè ormai mi chiamano solo per fare battute, è una cosa tristi. Fauro! Ma a forum anche, andrò a forum secondo me tra un po'. Sì, siamo in trattativa. A fare La Fauro cosa di battute. bella di battuta era che era l'inverso di una classe, cioè quelli al primo banco erano i più cool, in realtà, l'opposto della scuola. E Fauro veniva sempre chiamato al primo banco. Cioè Fauro c'aveva il posto suo accanto al prof. Suo, che non cambiava mai. Non si faceva la puntata senza a fianco Fauro. al prof, se vogliamo mantenere la metafora scolastica, ci vanno due tipi di persone: quelli molto bravi o i ragazzini, quelli che arrivano col pullman giallo. Tutti io arrivano non col so in pullman quale giallo. categoria. Tu stai parlando dei poveri, perché tu sei veneto e quindi li Perché lui arrivava disprezzi. in elicottero. No, quelli i che mamma e papà non li portano con la macchina, che- vengono col pulmino giallo. No, tu li hanno chiami. un parcheggio speciale, cioè anche il Parcheggio del pullman, pullman giallo. esatto. È un pullman. E io ho dei problemi, ragazzi. Non so se si è visto e si evince. Com'è questo pullman? Che tipo di sedia Dentro ha? è pieno di maniglie, è pieno zeppo di maniglie e si apre una rampa a un certo punto. Tu ci sei stato? Per uno scambio di persona. Ok. E lo guidavo, tra l'altro. Vabbè. Allora, voglio sapere questo. Come andavate a scuola proprio di mezzi? E come andavate a scuola di voti? E dove sedevate a scuola? Cosa è diventato? Giusto, lo sapevamo, eravamo preparati a questa Certo, domanda. certo. Ci ha fatto il briefing quello della sì. produzione prima. Beh, avete iniziato voi. Quale scuola, Daniele? Scuola elementare? Vorrei sapere elementari, medie e liceo. Allora, scuola elementare per me, viaggio in Kangoo blu, quindi potevo Che stare in salutiamo. piedi. La Kangoo era macchina della Renault, in cui shit. addirittura potevo stare in piedi. Ma il tragitto durava tipo 3 minuti perché era molto vicino. E andavo male, ma ho sempre finto di andare bene. Ottimo. Sempre finto. Ottimo. C'è la quando- faccia di quella che va Sì, bene, capito? Uno è c'ho sicuro. esatto, ho esattamente la faccia di chi va bene e l'atteggiamento della paracula. Quindi Ok. ho sempre detto io vado bene. E ha funzionato questo sì, Jedi sì, mind trick alla fine. Madonna Tutti di dicevano, scienza. no, Guia va bene. Sì, al liceo sono venuti chiedendo chi fossero le eccellenze della scuola e io ho alzato la mano perché nessuno alzava la mano. Eccellenza. E sono andata addirittura al Consiglio dei Ministri a parlare. Vedi le cose che succedevano a Roma. A Mestre ti portavano a A Marghera. Ti portavano in un parcheggio bendato e ti dicevano vieni, sei ministro ora. Adesso sei ministro. Ecco il decreto, chiudi gli occhi e apri la bocca. Come? Come scusi? E nei migliori dei casi è una pistola, pensate. Attenzione, medie come andavi? Medie benissimo, liceo molto meno bene. Siamo sui mezzi pubblici però, o privati. Medie no, medie a piedi. Medie A a piedi, rimanevo ad aspettare la mia migliore amica che passava nella via. Nel frattempo con lo zaino ripetevo a mio padre che mi controllava dalla finestra le materie che avevo dalla giornata. Sì. Dicevo, ok, dimmi che cos'hai, hai portato i libri di matematica? Sì. Intanto passava la mia amica che arrivava un po' in ritardo e andavamo insieme. Dissing. Sì. Oh shit, lei è qui, un applauso. No, facciamo l'applauso, ormai l'ho chiamata. La carambata. Brava. E andavo bene perché c'era matematica che era facile, sembrava che potessi andare bene anche al liceo, infatti ho fatto lo scientifico, ho fatto un errore. Hai fatto un errore. Sì. E allo scientifico come ci andavi? A piedi, sempre con lei. Sempre con lei. Sempre A quel punto entrambe ritardatarie. No, sempre lei in Vi ritardo. attardavate a fumare una bella sigaretta. Mai fumato nessuna delle due. Io però ero felice la mattina e lei era triste. Quindi Come mai tu eri felice e lei era triste? Perché non lo so perché ero
perché ero felice. Giusto, giustamente l'eccellenza, la risposta che rimarrà anonima, chiede giustamente: ma chi è che è felice di andare a scuola? Sì, ero felice, ero contenta. Qua. Questo è un problema che ho sempre avuto, l'essere felice in situazioni non opportune. Va bene, questo è una qualità. Tommaso, tocca a te. Allora, descrivimi intanto panorama scolastico mestrino. Allora, mestre, io ho deciso che la seconda parte della mia infelice carriera, quindi tu la prima parte la consideri 23 anni, prima parte è finita. Sì, ma perché c'è una data di scadenza molto vicina, secondo me. Cioè, me lo dicono vari segnali, per lo più analisi del sangue. Vabbè, comunque, da ora in poi io userò tutte le mie forze ed energie per difendere Mestre. Da te stesso. Da me stesso. Da te del passato. Devi tornare indietro e fermare Paolo. Devo ucciderlo. Fermo Tommaso. Non ne vale la pena. Il mio più grande sogno sarebbe menarmi. Cioè tipo mi incontro per strada, vieni qua tu, perché so anche dove gli fa più male, capito? So come prenderlo. Mamma mia, si potesse fare... Possono inventarsela sta roba? Tipo ti trovano un sosia, lo mettono in una escape room, tu vai lì e lo meni. E lo gonfi. Allora, se l'avete visto voi... Voglio dire The Prestige, film con Hugh Jackman e Edward Norton, sì. In cui, spoiler, vi ho già spoilerato tutto in realtà, quindi se non l'avete visto mettete pausa e se vi va di andarvelo a vedere, andate a vedere, non è la fine del mondo, ma un bel film dove lui si clona tutte le volte e tutte le volte si uccide, tutto per un misero spettacolo di magia. Quindi lui inventa la clonazione di se stesso e là c'è il twist bellissimo che lui non sa se lui sarà quello clonato che crepa o quello dall'altra parte. Bellissimo. Io sono contro ogni forma di violenza e non mi ammazzerei mai. Mi menerei duro proprio, okay. con la per rispondere alla sua domanda invece, panoramica appunto, preambolo per dire: Mestre è grande e varia. Hai i licei bene del centro e i licei di periferia, vai un po' fuori Mestre, hai le scuole agrarie, hai le scuole... No, le scuole medie erano tutte terribili. Okay. Io veramente venivo da una scuola media un po' duretta, così pensavo, in quanto a criminalità, storie strane, eccetera. E un giorno raccontavo un aneddoto che era il seguente a un mio amico. Eravamo nel terrazzo del suo terrazzo condominiale del suo appartamento e c'era un altro tizio che girava lì per il terrazzo e gli raccontavo sto aneddoto. Gli ho detto: guarda, una volta alle medie mi è successo questo, mi trovavo in cortile e ho assistito a questa scena. Un ragazzo che conoscevo aveva cominciato a sfidare un altro ragazzo che per caso era rumeno, ma non fa parte dell'aneddoto questa cosa. Si stavano fronteggiando con 2 catene da moto che loro usavano per le bici, perché uno aveva fatto l'affronto di guardare la bici dell'altro. Uno l'aveva preso come un tentativo di furto o un annuncio di furto annunciato, e da lì avevano cominciato a menarsi con queste catene. E da quel giorno in poi hanno chiuso per sempre il cortile. La ricreazione si faceva solo in corridoio, non più in cortile. Questa è una storia vera della mia scuola media. Raccontavo sto aneddoto, l'altro tizio che girava, che aveva la nostra età, girava per la terrazza condominiale, lì tranquillo, origlia la conversazione e fa: ma guarda, io venevo da st'altra scuola qua, io ci tengo a non dire i nomi perché ho molta paura, anche se mi pare che l'abbiano chiuso. No, si può dire la Manuzio, perché l'hanno chiuso. La scuola media Manuzio è stata chiusa per problemi strutturali, tra l'altro era caduto un pezzo di tetto, e lui mi disse: guarda, questo è un aneddoto da niente, perché noi abbiamo rapito un professore di religione. No, bellissimo. Questi sono gli aneddoti che girano. E però scuola media, quindi comunque un professore di religione fragile, perché a me piace pensare che dei dodicenni li gonfi. Guarda, evidentemente non i 12 anni di Viale San Marco. Magari ne avevano pure 15. Sì, ma guarda, avevano dei figli. Sì. Scusa, a Mestre c'è il Viale San Marco, quindi non è... C'è Viale San Marco. A Venezia c'è Piazza San Marco. Però Viale. È un signor Viale, un vicolo degli Schiavoni, c'hanno tutte delle cose. È la parodia. Il parcheggio della Giudecca. Comunque sia, a modo vostro vi difendete. C'è da dire che è una città che ha tutto. Vi ho appena raccontato delle cose terribili, visto solo... Questo sei tu che difende Mestre. Sono io che difendo Mestre, sono io che vi racconto dei crimini di Mestre. Per rispondere alla tua domanda primordiale, ci andavo sempre a piedi, perché stavo nel centro di Mestre. Sono una persona molto abbiente. No, e niente. Elementari, una simpatica scuola privata con le suore, ci andavo a piedi. Alle medie, una situazione difficile, abbiamo scoperto non così difficile.
alle superiori un discreto liceo, il liceo bene da cui sono uscito male. Stiamo parlando di un liceo classico? Classico. Beh, sì, Che ne pensiamo di questo liceo? Vai, prego. Sì, me lo aspettavo, da un Fauro me lo aspettavo, un classico. Ma non so leggere. Però era un attimo che ti diceva ho fatto l'ITIS. Cioè se lo guardi, ma è la mia forza, io sono... Sì, lo so, però è un secondo che poi lui ha fatto potrei l'ITIS. essere qualsiasi roba. È la camicia a quadri forse che ti inganna. Però non perché so. sai cos'è questo? Questo è anche ho l'odore dell'ITIS. La presunzione, no, chi ha fatto il classico, Sì. che guarda le persone che gli stanno simpatiche e intelligenti e dice questo sicuramente ha fatto il classico, per nessun motivo. Perché tu hai fatto il classico? Certamente ho fatto il E lei, dottoressa? No, ho fatto lo scientifico, Ci come vi mancherebbe dicevo, grande altro. errore. Ma comunque il classico sarebbe stata una pippa, quindi meglio così, meglio dire Se solo Meglio avessi rimpianto. Ma studiato guarda, greco. dal classico Comunque si esce fighissimo. così, quindi non No, è che... è fighissimo fare lo scientifico. Poi da donna vuol dire che fai le ossa grosse, perché Per- sono tutti maschi. È un ambiente sì. Va bella. Quante volte è stato detto va bella? No, mai. No, vabbè, mai, no. perché le No, persone non sono sfigata. così quasi mai. Mostro, sfigata. Mostro. Però, sì. Bello, mostro è bello. Mostro facile, a 16 anni ti becchi un bel mostro, fai una bella settimana davanti a me. Pallonata. Sì, quello sì, però rappresentante di classe tutti e 5 gli anni. E lì comunque... quindi proprio fama, successo, Sì. stima, rispetto. Sì, rimorchiavo come te lo potete immaginare. E invece giro rappresentanza d'istituto non hai mai... no, perché allo scientifico sono solo uomini. Eccoci, siamo noi vogliamo poter giocare a calcio nei corridoi e tutti che votano. Esatto. Sì, vogliamo poter fumare in classe. Ecco, voterò lui. Gara di flessioni. No, quello era... No, io non volevo, come dicevo prima, cioè non ho la sindrome dell'impostore, però non ho neanche nessun tipo di mira. Cioè volevo semplicemente essere... Cioè, vivere bene, vivere con delle cose in più, cioè dei privilegi più degli altri, quindi essere rappresentante di classe, ma non dover parlare davanti a tutti, fare un progetto. Sì. No, non ha privilegi andare da nelle rappresentante classi e dire possono gentilmente uscire i rappresentanti, grazie, e via. Basta. Questo era il mio ruolo. Questo era il privilegio di cui godevano i rappresentanti di classe, era andare all'assemblea dei rappresentanti, Esatto, quelle perdere 2 ore. 2 ore al mese di lezione. Io l'ho fatto un anno, tra l'altro in tandem, perché facevamo sempre 2, io e una ragazza ovviamente brava, con la testa a posto per tamponare il fatto che c'ero io. Vi dico solo che quest'estate, mettendo in ordine, ho trovato dei verbali di assemblee di classe che andavano restituite ai tempi. Quindi non è andata bene. Io pure ho questo ricordo l'ultimo anno che ho fatto il rappresentante di classe, che io andavo in una scuola dove si studiava molto, in una classe dove studiavano tutti tantissimo. Io no, eravamo tipo 6 che andavamo male e 24 che stavano là a 2000, quindi te facevi la tua vita e cercavi di sopravvivere. Però un bel rapporto con tutti quanti. E io, l'altro rappresentante di classe, Ernesto, che salutiamo, una mattina entriamo a scuola e tutti i compagni ci guardano dicendo com'è andata? Noi, No, com'è andata la riunione con gli insegnanti di ieri? la riunione, dite? La riunione com'è andata? Ma parliamone con gli insegnanti quando arrivano. Entra la prima professoressa e fa: Daniele, Ernesto, ma ieri? Noi, ieri com'è andata? Non neanche sapevamo che c'era questa cosa, che tutti ci chiedevano come fosse andata, però è andata bene. Era romantica, te lo dico. Io ci sono stata ed era romantica. Era romantica. Sì, perché era la del sera, liceo tuo. era vedere i professori del liceo la sera, quindi stanchi, È vero. nelle stesse aule, però di notte. Perché la Loro sera, che non il pomeriggio, No. quando facevi No. recupero dopo il primo No, quadrimestre, no, dici era- torna a fare sta versione, No. tu Comunque ti che ti voglio posso dire, morta. tipo le 6:30, che comunque è sera, comunque Tardissimo. fa buio. Poi è non era tardi. normale neanche andare a scuola in quell'ora, capito? Esatto, Era una roba, non li un riconosci evento. quasi, No, come assurdo. tipo, sì. Come dei vampiri di giorno, dici che No, fate c'era qua? una convivialità, poi li incontravi in corridoio prima dell'assemblea. Loro appunto, parlavano io di quell'anno. alcol, sai quando i Loro professori fanno tipo ti davano del tu. mi sono ubriacato, Sì, 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 che sì, sì, cazzo sì. fai? E Come ti sei ubriacato? c'era... Ma la cosa più bella, secondo me, dell'esperienza liceale in questo senso è entrare nell'aula professori in un momento, cioè, Quando non si aspettano di vedere un minorenne. sì, cioè tu li riconosci come esseri umani e dici cazzo mi dispiace, ma questa è una persona vera. Ma Sì. è brutto. Vedi tipo gli adesivi delle squadre sugli armadietti, questo
Prova a essere come noi. Prova a essere come noi. Che vuol dire armadietti? Non avevano gli armadietti. I professori da noi avevano gli armadietti. Sì, No, gli armadietti di legno da noi, cioè che tipo ci lasciavano la borsa, le certo, cose, la giacca magari. Delle robe fatiscenti ma personalizzate, capito? Cioè cercavano di umanizzare quell'esperienza infernale che è il pubblico insegnamento in Italia. Perché Tommaso Favro è anche critica sociale. Bravissimo. Io comunque mi sto continuando a domandare come mai, secondo te, Tommaso, molto Daniele, voglia farci domande sul liceo. Cosa suscitiamo in lui? Cioè, perché secondo te gli ispiriamo il liceo? Ma perché tu sembri l'insegnante di sostegno e io sembro il sostenuto, capito? Molto semplicemente. Okay. L'analogia è quella, Esatto. O no? Sì, è quello, ora ho capito, vero. No, però tu potresti essere una supplente, tu potresti essere quello che, sai, il rappresentante che viene Che a provare a sempre. vendere. Allora, questo libro sul bullismo. Che tu, ma non c'era matematica? Questo e poi gli impicci che c'erano dietro, questi che arrivavano a vendere un libro sul bullismo. Anche noi avevamo quello che arrivava col carrello con i libri, Che bellissimo. fino alle medie ci caschi, cioè torni a casa e dici tu voglio comprare un libro sul bullismo. Mia madre mi dice ma sei deficiente. Io ho una storia. Perché devi comprare un libro sul bullismo da uno che è venuto a scuola? Io a 12 anni, no, ma lui ci ha spiegato che leggendo questa cosa capirò delle cose. No, non te lo comprerò mai. Vabbè, d'accordo, è stato bello sognare. Noi ci hanno distrutto con questa cosa del bullismo. Sono arrivati degli psicologi a gonfiarvi. Questo lo chiami bullismo. Allora, il pugno va messo così, la faccio così. La coglio. No, però in classe nostra c'era del bullismo e vennero questi psicologi che poi avendo studiato psicologia, conoscendo gli psicologi, posso dire che per fortuna non tutti sono così, ma questi erano degli teste di minchia, possiamo dirlo. Sì. A Tintoria si può dire minchia. Si può dire minchia, grazie. E vennero da noi e presero tutti i primi anni, cioè i primi del liceo e ci dissero, allora chi sono i bulli? Chi sono bulli da voi? No, avete esperienze traumatiche? No, dissero, avete esperienze traumatiche. E il bullo di classe nostra si alzò dicendo io sono traumatizzato. Cazzo. Scese giù, arrivò lì davanti a tutti, prese il microfono e disse io sono traumatizzato perché a me mi piace questa ragazza e lei non mi considera. Ed effettuò un trauma live lui. Bravo. Stupendo. E dissero no, povero, come ti chiami? Ah sì, chi è questa ragazza? Vuoi dirci chi è? E lui disse quella là, con la faccia da minchia, con la faccia proprio da chi era proprio in sfida con me, disse lei. E tutti mi guardarono dicendo la stronza sei tu. Ora sei nella merda perché lui ti ha messo in mezzo. Oddio. Questo bullo che mi prendeva in giro mi chiamava mostro Era lui. Era lui che stava dicendo vieni qua. Scesi giù. Allora Guia, come mai? Non ci posso credere. Quindi eri tu dalla parte victim blaming subito. Io ho i traumi di riflesso ad ascoltare l'aneddoto. Sì, io non capisco. È assurdo. E mi dissero dai come mai? Perché lui aveva detto no, io gli regalo rose, io le faccio cose, io faccio tutto. E intanto mi faceva hai visto? Così. Questi idioti c'erano cascati come delle minchie e allora mi dicono Guia dai come mai Andrea è tanto carino e tu sei una bella ragazza, potreste insieme. Dissi guarda sarebbe tutto molto bello, in effetti sono belli i suoi approcci, il problema è che mostra il pene davanti a tutti e se lo smanaccia in classe. Bravissima. Che non era vero, non era vero. Non era vero e lui cominciò a dire che cazzo dici, t'ammazzo sussurrando, io così e loro Andrea ma che non si fa non si mostra a tutti questo entusiasmo. Questi che li hanno pagati. No, incredibile, che schifo. Tutta la scuola si rivoltò perché eravamo comunque il primo anno, lui era bocciato, quindi veniva da il primo anno tu avevi 14 anni, mamma mia, ma questi spero siano in galera. Ora e niente, loro gli hanno fatto tipo una morale, cioè gli hanno cominciato a dire no guarda sì vanno bene le rose però magari non mostrare il tuo pene e gli cominciarono a dire tutte cose, lui si dovette sorbire tutta questa cosa, dopodiché chiaramente il rispetto era guadagnato e ora migliori amici, ora siamo amici purtroppo. Infatti all'elezione del rappresentante di classe nessuno ha avuto esitazioni, voglio la ragazza del pene di fuori. Voglio che sia lei. Beh, bravissima, ne sei uscita. Una bella storia, sì. Sei uscita alla grande. E poi da lì veramente rispetto guadagnato? Sì, rispetto a quel punto. Andata bene. Muto.
Io spero che questo ragazzo in questo momento abbia avuto negli anni dei figli che poi il tribunale gli ha levato. È la mia speranza più grande. No, più che altro gli psicologi che sono venuti, loro veramente speriamo loro legati a un termosifone. No, loro erano veramente degli non erano, forse non erano neanche ma sì, loro avranno preso soldi per un concorso ministeriale. Per avete la una scuola. mattinata, sì, voi fuori dalla scuola. Sì. Finite la sigaretta e entrate. Ma non serve che la finite, entrate. Chiedete qualsiasi cosa. Tema bullismo. Bellissimo. Se posso rilanciare con una figura di merda molto 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 minore, che però mi ricordo molto, per fortuna già mi facevano ridere queste cose. Io in terza media mi sono fatto crescere i capelli, avevo i capelli lunghi fino alle spalle. Wow. Mi stavano bene? No, però colore dei capelli perché marrone scuro. Ok. E c'avevo sti capelli lunghi. Il primo anno quarto ginnasio, primo anno di liceo, il primo giorno di scuola, assemblea d'istituto con tutti quelli del primo anno, e la preside chiama un mio amico a parlare davanti a tutti: da che scuola media vieni, che cosa ti aspetti da questa cosa. Ok, perfetto, fai adesso chiamiamo una ragazza, e fa tu, e io con i miei capelli lunghi in prima fila davanti a tutti i miei futuri compagni di scuola. Vieni, non avere paura. Io mi alzo, chiaramente cominciano tutti a ridere, ma io non sembravo una ragazza, cioè nel senso non sembravo proprio una ragazza, forse una nuotatrice, cioè nel senso non so che tipo di ragazza ha quel corpo a 14 anni. Una nuotatrice di 30 anni. Cioè nel senso Federica, cioè non hai quel... Sì. E finché non sono arrivato qua, le ha fatto: ma abbiamo, non sei una ragazza? E ho detto: no, guardi, vabbè, ma allora lo stesso, che cosa ti aspetti? Il fatto che ti abbia tenuto lì lo stesso era sì, che avevo una ragazza. No, vabbè, ma hai i faceva capelli lunghi. appunto, no, allora... Hai i capelli lunghi, va bene lo stesso. C'ho i miei baffetti adolescenziali, quelli un po' da indonesiano. Con tutto il rispetto. Comunque è un complimento. Rispetto un saluto al popolo indonesiano. Scusate, a me è successa la stessa cosa, però. Cioè, ho fatto vedere la mia foto di classe a un'amica di mia madre dicendo: chi è secondo te quello che mi piace? E lei ha detto: lui è il più bel ragazzo di classe tua. Ed ero io con i capelli legati, perché allora c'erano quelle magliette che erano maniche corte sopra e manica lunga sotto, sì. Che io farei ritornare di moda, ma secondo me ci siamo, forse questa è la puntata del posto twist. che la storia sta finendo come concetto, ritornerà anche quello. E sopra che ci vuoi scritto? Io ci vorrei scritto Pickwick. Bellissimo. Sì, dello stesso colore della maglietta sotto. Bravo, voglio il fiore guru, bellissimo. Un saluto al CEO della Guru, che dovrebbe venire ospite in teoria. Sì, ma mi ha dato un assegno prima. È qua fuori, guarda, vive qui. Prosegua. Però sì, ero proprio un giovane rugbista, capelli legati. Un estremo, perché comunque ha un estremo, un numero 15. Sì, un numero 15, sì. Va bene, vedi. Ci rimasi bene. Io ho una domanda a sto punto per tenere tinti. Allora, chiami dei comici, giustamente. Sì. I comici si sa che sono cresciuti a pane traumi. Sì. I traumi si annidano per lo più nell'infanzia. Sì. Perché devi andare a scavare proprio lì? Perché dai, finora sono uscite robe carine, ma più si va avanti. Allora tocca a te, Tommaso, se ti va, ma la possiamo tagliare, di dirci se tu eri bullo o bullizzato. Allora, devo essere sincero, nessuna delle due. Nel senso che cioè, mi presto per physique to roll e indole, forse la seconda. Però sono pure cattivo, quindi erano caratteristiche che mi importavano più nella prima. Però non mi cagava nessuno, quindi ero fuori da queste dinamiche. Insomma, ero più quello che lo indicano in corridoio e dicono: ma quello lavora qui, ma chi è? Ma è quello delle macchinette. E basta, e passavo. Scusi, mi dà la chiave del bagno? Sì, ma più volte. Ammetto che negli ultimi, a posto io sta cosa che non si capisce se ho 12 anni o 65, è sempre stato così. Negli ultimi anni un po' di studenti giovani mi credevano fossi un bidello, e sta cosa ho provato a coltivarla, però poi scoprivano che non era vero. Ma invece domanda su Tommaso Perguia: come lo vedi con la barba, e secondo te che tipo di barba sviluppa? Guarda che non è facile questa domanda. Capito? Go with the flow. Tu, capito, sì. Perché la sua 5 o'clock shadow suggerisce una bella barba, una bellissima che uno non barba che potrebbe essere addirittura. Io chiederei ai nostri ospiti barbuti famosi, ma non possiamo nominarli forse? No, che quelli stanno. No, hai ragione. Guarda.
Allora io dico bellissima barba potrebbe addirittura essere un inside joke. Aspetta, facciamo una cosa pulita perché qua necessita un taglietto. Tagliamo. Allora dicevo barba forse di un colore leggermente più chiaro anche, ti potrebbe uscire un colore tipo un rossastro, sì. No, allora bellissima analisi, commovente, però non mi cresce così bene come l'ombretta potrebbe suggerire, sì. E mi cresce con i capelli bella nera. Il problema è che c'ho un buco qua. Non ho capito perché, sembra che mi hanno tracheotomizzato, è terribile. C'ho un buco qua di barba e quindi anche volendo non viene una bella roba. Avevo, tra l'altro, per tornare in tema di scuola, perché fare il presepe lì. Sì. No, è il laghetto del presepe, il resto è un muschio e qua c'è il laghetto, no? No, ho avuto per un periodo una roba strana, una specie di pizzetto, cioè, e tra l'altro gli ultimi anni del liceo, tipo quarta, quinta, sì. Che contribuiva a farmi sembrare un bidello con la 104, avevo qua i peli solo qua, cioè il pizzetto ma solo sul mento. Qua crescono di un folto inimmaginabile. Sotto? No, proprio tutto il mento. Ma lo dici come se non fosse voluto? Cioè come se non l'avessi controllato tu? No. Perché non hai levato quella vagina dal tuo? Non lo so perché non la levavo, era voluto. Okay. È una cosa scelta di stile ed ero anche rasato. Carino. Madonna, ti vorrei troppo vedere rasato. Forse c'è una foto, poi tiro fuori. Vai. Poi... Tutto pelato, cioè tutto rasato. No, rasato corto che si capiva che avevo i capelli. Cioè... Bravo. Comunque sono un ragazzo che ha delle cose strane dentro, chiaramente. Più si fanno domande, più escono. No, invece hai dei bellissimi capelli. Complimenti, Tommaso. No, c'è un problema. Infatti, vai, se ne vuoi parlare. Esatto, capito. Cioè, nel senso, sono una persona giusta. Qua si stanno aprendo dei sentieri. Questo è normale, però. Attenzione, sai perché sta diventando un uomo. Ho capito, però a me andava bene così anche. Cioè, io mi fermavo qui tranquillo e purtroppo mezzo e mezzo. Invece il destino dei capelli è ineluttabile. Questo è il mio consiglio. Rasati adesso. Ma infatti, ma guarda. No, rinuncia subito, soffrirai meno dopo. Ma il problema è duplice perché ci sono le anse qua. Vabbè, ma quelle stanno bene. Il diradamento mi spaventa di più. Sì, quello è la cosa che fa più paura. Però sopra sembrerebbe stare ancora bene. Tu dici il segno e il buco. Quando arriva il buco. Quando arriva il buco, remi in barca. Va bene. Smetti di pensarci. Stavo riflettendo su questa cosa. La stand up, come dicevamo, posto dove chiaramente le persone hanno traumi, bullizzate, non stanno bene. Però chi non è stato bullizzato forse usa la stand up per ribullizzarsi. Te che non sei stato bullizzato sei bullo di te stesso nella stand up. Sì, in un certo senso è vero. Bella analisi. Questo è vero, tant'è che io mi sono stufato di darmi addosso. Io d'ora in poi salirò virtualmente col cazzo in mano, giusto per non richiamare aneddoti di cui prima, basta, dicendo solo che sono il re di tutto, grande. Basta, sono un drago. Sono un drago, vengo da Mestre, la Parigi. Esatto. Basta, voglio cambiare marcia, quindi basta autodeprecazione e basta deprecazione di Mestre. Mestre è un capolavoro e io sono un gran figo. Questi sono i mantra della comicità che seguirà. Esattamente la linea che hai tenuto in Data Comedy Show. Esatto. Vogliamo fare un applauso a questo programma? Un applauso a questo programma di Tommaso Fauro per il futuro. Allora, Data Comedy Show, che cos'è? Ce lo presenta Tommaso, che essendo pronti. Prego. Allora, Data Comedy Show è nonostante la mia partecipazione, un signor programma, a mio avviso, di Francesco De Carlo e Francesco Lancia, citando gli autori e pensatori e ideatori del programma. Che salutiamo entrambi. Che salutiamo. Va in onda in questo periodo ogni martedì sera, un po' di marchettone. Stasera, dopo Tintoria, filate su Rai 2, 23:55, in generale dopo il collegio, parte questo bel programmino che cos'è? E voi entrambi sarete nelle prossime puntate ospiti e che ospiti. È una sorta di non game show, di non quiz, di anti-quiz, in cui presenta magistralmente il dottor Francesco De Carlo e si fanno una serie di domande, una serie di giochi, ed è anche una scusa in realtà per improvvisare, per cazzeggiare, però partendo dai dati statistici ufficiali dell'Istat, che proprio ce li danno loro. Salutiamo anche l'Istat. Sì, siamo l'Istat che è una grande azienda. Sì. E tra l'altro, però io sono curioso di sapere il ruolo di Tommaso, potete già trovare delle puntate su Rai Play, il ruolo di Tommaso Fauro all'interno di Data Comedy Show come nasce? Perché Tommaso Fauro sta là a fare il notaio, se vogliamo, se siete familiari con i giochi. Penso di poter rispondere io a questa domanda. Prego.
Allora, Tommaso Francesco Fauro, De Carlo è una persona molto buona, no? Francesco De Carlo non ti voleva. No, Francesco De Carlo voleva una femmina. Tu sei, Fauro, un momento di ilarità, insomma, se io ti dico la parola Istat, tu pensi a nonno vecchiollo. Tu dici io sono... Io dico perché regole. io sono giovanile e rinfresco l'ambiente in cui mi trovo, no? Non si vede dalla Esatto, se faccia. io penso all'Istat penso a regole, penso a incanalare persone. Invece tu, scheggia impazzita della comicità italiana. Un senatore del PSI, che scheggia impazzita sono. No, però capisco. Tu, scheggia impazzita, rompi le regole, ti fanno una domanda e rispondi fischi per fiaschi. Sei così, sei un imprevisto. In questo incredibile elogio di Scognamiglio Guia c'è della verità, nel senso che ovviamente questo era l'intento fallito, però l'idea era quello, siccome il programma ha degli elementi seriosi dovuti al fatto che comunque leggiamo dei dati veri che mi hanno spiegati eccetera, e il gioco poi è tutto improvvisato perché funziona così, praticamente c'è Francesco De Carlo che conduce e poi ci sono quattro ospiti per puntata che sono comici e di conseguenza, tra l'altro sono comici insomma ben selezionati, pure i due maestri qua presenti, pensate voi, e quindi si ride sicuro, però essendo tutto improvvisato ci sono dei momenti di flessione. L'idea era quella che in un momento X Francesco potesse venire da me per dire una cazzata, per fare un po' di defaticamento, cazzo di fuori, e io lì voilà, sì, esatto. Questo è il talento di Tommaso Fauro. No, il problema è che non so fare queste robe, quindi. Non lo sai fare perché sono tre lavori che facciamo insieme, ricordiamolo. Abbiamo l'onore battute. Pigiama Rave sì. Die con shit, Saverio Raimondo. esatto. L'avevo dimenticato, ma è vero. Abbiamo fatto questo programma insieme, avevamo lo stesso ruolo a puntate alternate, tranne l'ultima in cui finalmente eravamo insieme. Scene in motorino insieme per Roma di notte, bellissimo, con lockdown, io e lui. Prima volta per me che seconda volta che guidavo un motorino, la prima volta che portavo qualcuno in motorino con me, 80 kg di soppressata dietro. E lui che aveva paurissima, chiaramente. Però Fauro, re dell'improvvisazione, possiamo dirlo, re della risposta pronta, una mente veloce, che va studiata, non per motivi belli. Beh, che dire, dopo questo bel colpo di tosse nel microfono che mi insegnò maestro della radio Gianni Boncompagni, proprio l'ho imparato da lui. Sì. Vabbè, non c'è problema, qua siamo tutti spartani, siamo tutti positivi. Questo non me positivi al buon alla risata, positivi sì, positivi siero no. Professore, tutto ok? Prosegua. Allora, adesso vi vorrei fare una domanda tipica di Tintoria, che non parla di droga, perché di droga oramai se ne parla, va sulle sue gambe la marijuana verso la legalizzazione. Sì. E vi vorrei fare l'altra domanda tipica di Tintoria, non quella che fa Rapone, che è la seguente. Vorrei sapere qual è il vostro dittatore estero preferito del Novecento. Attenzione, perché ho detto estero, quindi non potete dare la risposta scontata e spontanea che vi sorge dal petto. Ma come mai? Allora, apri sta parentesi, perché come c'è un questa problema. domanda che deve essere nata da un delirio tuo di Rapone, che poi ha portato a fare gli ospiti questa domanda. Sì. Come mai? Non ha nessun nesso con c'è Tintoria. un come mai, il tutto partiva da quel personaggio che non possiamo nominare, è tutto un modo che per tanto dire, li affascina, pur da anti, però li affascina. Non diciamo, non offendiamo, così non si capisce di che stiamo parlando. Non sono così esperta in dittatori. E non è una domanda facile, perché io ce l'ho, ma non mi ricordo il nome. Mi devi dare per controllare, perché ti tiro fuori un personaggio. Allora sì, ce n'è uno sudamericano. Sì. E aveva cambiato la canzone, aveva cambiato il testo della canzone, tipo Ruca Ruca Rubat. Sì. Posso dire una delle più famose canzoni sudamericane. Despacito. Potrebbe essere? No? Sì? Dubito. Probabilmente. Ma secondo te è lo stesso di Aveva Tommaso? cambiato la canzone Despacito come l'aveva resa inno del suo... Ma ci ricordiamo la nazione di cui questo dittatore
era lui? dittatore? Guarda un po'. No, questo non Allora, è, perché aspetta. questa è la sorpresa, capito? Però vai avanti. Vai. Va bene. No, Comunque, come si chiamava adesso sì, metti Despacito cambiato nome in... Non è quella. No, vabbè, ma se è una domanda troppo difficile, c'ho anche un'altra domanda. Vai, chiedemene un'altra. A me fa un'altra, lui chiedi quella del Va dittatore. bene, allora intanto che tu cerchi, però mi serve anche Tommaso per questa cosa. Pronti? Ce l'hai? Potrebbe essere lui. Sì, venezuelano. Grande, ma sei un Io sono genio del io Google. studio giornalismo. Top Si chiama Google. Nicolas Maduro Vabbè, e quello ha del Venezuela, cambiato, allora, esatto, si è lui, conosce. Venezuela, e ha cambiato la canzone di Fonsi, Ruba, Despacito, in una Veramente. propaganda Io avrei politica. cambiato danza Kuduro in danza Maduro. Obiettivamente era già lì. Cioè, nel senso, si scrive da sola. Vorrei vedere il testo e cantarvela, ma purtroppo non lo trovo. Su questo No, sito poi- governativo Prossima volta. del Venezuela. Poi su YouTube mi tirano giù la cosa. Sì, i per quello diritti. poi, non per tutto il resto che abbiamo detto finora. Comunque, non abbiamo fatto illeciti ancora, no? Nessun illecito. Incredibile sta cosa, Non abbiamo incredibile. neanche fatto apologia, che di solito invece No, l'abbiamo sfiorata, però. l'abbiamo accarezzata. Sempre è una gag, questo lo dico Sì, sempre. sì, siamo contro ogni forma. Dico sempre per i creduloni. Scemi, no. Scemi, ci vediamo l'anno prossimo. No, non è vero. L'anno prossimo è il 22 centenario della marcia. Non so. Aspetta. Ma perché le hai in testa ste cose, capito? No, allora, se uno fa una gag, Io so che mia nonna genitori Pia vedono fa gli anni il questa mese prossimo, non so ste robe qua. se uno fa una gag la deve portare avanti finché non gli chiudono il canale di YouTube. Però sappiate che è una gag. Sì. Anche lui cominciò così. Dice È che- una gag, ragazzi, è una gag. È una Poi stand-up 20 comedy. anni, libri È di una gag. storia, l'obelisco, Ponte Milvio, tutto quanto. Questa gag riecheggia perché non la devi mai mollare. Comunque, Cioè, a me mi hanno fatto una domanda interessante delle persone tedesche. Mi hanno chiesto quanto Mussolini c'è a Roma e io gli ho risposto 20%. Giusto. cioè, che Giusto. comunque è Cioè, tanto. Cioè, se il comunque è 20% di Roma è erduce, cioè parecchio duce. Loro volevano chiedermi probabilmente nella cultura, nelle cose, però io Tu- 2 su 10. io ho detto comunque una percentuale, perché in effetti in quello che vediamo davanti agli occhi c'è una percentuale anche architettonica, Elevata. Quello è forse anche addirittura più artistica. Colpo d'occhio, del colpo d'occhio. 20%. anche artistica importante. Poi in punti strategici ricordiamo ancora una volta che al CONI, dove fanno le riunioni quelli del CONI dello Quel sport, Dux dietro c'è stellare. il duce che trionfa in Pazzesco. Abissinia, tipo c'è un quadro immenso e se vedi le e conferenze di stampa fronte- e del di fronte- CONI c'è dietro Mussolini e davanti c'è ovviamente l'albero l'obelisco maestro, con sì. scritto Mussolini Dux, e te quando vai allo stadio c'è scritto che c'è duce a noi, no, molti nemici, molto onore. Ma chi lo Il chiedi? mosaico. Che cosa Beh, guardi? se Ma stesso, chi lo per sa? fingere di non ricordarselo, Ma dai, capito? su, sì, fa come Giorno dire di dai. ispirazione. Chi è che lo Che sa? cos'è? Ma Esatto. dai. No, c'è molto Mussolini. E tu mi hai chiesto e quanto Hitler c'è? In Germania non hanno detto niente. Allora, questa è una bella cosa, perché loro in effetti cercavano cioè lui tedesco cercava di dire, vabbè, però alla fine, cioè, lui ha cominciato il discorso dicendo a me tedesco mi prendono quando incontro un americano, qualcuno mi rompe sempre i maroni quell'altro. sulla nostra storia, Certo. cosa che a noi in realtà non succede mai. Ma no, perché No, ma perché il nostro non ce E lo si lui ricorda. lui tedesco sperava di trovare in me, come a dire, e invece tutti li rinnegano, cioè noi comunque sì, ne tra l'altro usciamo come in un ne ho altro parlato, modo. pensa, incredibilmente con Francesco De Carlo, la puntata che è uscita oggi. Ah, e non quindi- l'abbiamo vista? Cioè, no, Cazzo, no, dovevamo perché è vedere. uscita Ste lacune. 3 ore fa, Sì, tipo. è vero. Però la cosa che dicevo con Francesco è che vabbè, a parte loro è vero hanno molto più senso di colpa e tutti gli danno addosso, però proprio perché noi invece non abbiamo senso di colpa nel bene o nel male, che magari un po' non ci Dovremmo avrebbe fatto male, avercelo. invece è proprio zero, non conosco nessun italiano che abbia questo, o magari adesso si dice su Twitter mi vergogno molto, ma non provi vergogna, lo devi solo dire su Twitter perché sei una persona di merda che stai. Vabbè. Questa è una cosa mia su Twitter, Sì, scusate. sì, Twitter. Ma tutto a posto. Ma secondo Sei me tra amici, cioè, non ha senso prendersela, cioè prendere in giro gli italiani su questa cosa, proprio perché già noi ci prendiamo
in giro. Cioè mentre i tedeschi hanno questa L'abbiamo cosa e loro non digerita, ne parlano, sì. oppure ne parlano solo in Sì. modo molto istituzionale, dice no perché questa cosa è così, e fanno tante lezioni a scuola giustamente su come è sbagliato e tutti quanti saremmo stati, però adesso dobbiamo... In Italia, dove noi non abbiamo mai superato la questione, non se ne è mai parlato, non è mai stata affrontata, ci sono fascisti vivi e vegeti in politica, ci sono Mussolini ovunque nella Lazio, candidati, c'è un Mussolini dove ti giri c'è un Mussolini, e cioè che ci devi dire? Che siamo stati fascisti? Sì, cioè nel senso. Quindi probabilmente quello che collega l'Italia alla stand-up è il fatto di usare il bullismo per diventare di gomma rispetto agli insulti e poter fare comunque le cose schifose, però avere già le spalle coperte. Esatto. Cioè lo stand-up comedian usa il fatto di essere bullizzato per continuare a fare cacare, e però dire ma io sono il primo che si bravissimo. Tiene una percentuale di... Eravamo fascisti, ma non eravamo proprio fascisti, adesso poi facciamo schifo, facciamo le cose e dice però siamo sempre noi, i soliti sbadatoni. È così, quindi... Forse quel 20% di fascismo non è in Roma, è dentro ognuno di noi. Cioè, c'è un piccolo duce in ognuno di noi. No, non è una cosa dolce, è una cosa terribile. È una cosa terribile. Tommaso, forse questo è too much. E forse un pochino Qui troppo. abbiamo superato una linea. Questa è Tintoria. Questa il podcast... è la puntata in cui ci siamo dichiarati tutti un po' fascisti. Questa Dai, è Tintoria, il podcast della resistenza, e io non accetto. Signore e signori, qua dietro c'è un partigiano. Venga, signore, venga. Serve una mano? Mi sa che c'è un problema. Questo non lo accetto. Per i miei nonni partigiani. Sai che mio nonno finse ce lo raccontò, ma non era vero. Però non è che era dall'altra parte. Tipo Don Draper. Un giorno mia nonna lo becca che mi stava raccontando di essere lo Stato e lo interrompe e gli fa: scusa, ma quando mai? Guarda che noi abbiamo prove del contrario. Il contrario, vabbè, che c'è? No, contrario no. Lui è sempre stato dalla parte giusta, mega comunista, vivo, lo saluto, mega comunista, però banalmente lui era siciliano, capito, giù, problemi c'erano, non c'erano, banalmente si era fatti i cazzi suoi durante gli anni, poi hai riscoperto una coscienza politica, ma stava nei campi di ciliegie, tranquillo, e chi lo ferma quello? Stupendo, però ho detto vabbè, mio nipote gli dico perché stava confondendo le acque, cioè nel senso erano racconti di suoi amici partigiani che però si trasformavano in un noi. E questo noi mistificava, e lì la nonna è arrivata con la rabbia veneta e bello, però ci sta, pure io se avessi un nipote gli direi. Ma certo, cosa gli vuoi dire, che stavi con quegli altri? No, è brutto. Un nipote no, io comunque ero uno degli originali di Satiria, sì. Gli dico così. Siamo caduti nella trappola di Daniele. Siamo caduti. Avete fatto apologia di fascismo e mi avete ferito molto, perché Mamma comunque mia. non è questo il podcast non dove si vuole fare apologia qui, però no, l'avete fatta voi. Posso dire una roba micro seria sul cioè da Ti quel prego. poco che ricordo, no, su perché noi l'abbiamo digerita in modo diverso dei tedeschi, perché come si dice in gergo, ormai è una battuta abusata, però è vero, noi come nazione l'abbiamo pareggiata sta guerra qua. Nel senso che noi ci siamo splittati, i tedeschi non l'hanno fatta. L'hanno persa fino alla fine. Noi avevamo i partigiani, poi ovvio su l'effettiva c'è chi dice partigiani senza gli americani non avrebbero liberato l'Italia, ma a prescindere, comunque storicamente c'è stato poi un momento di redenzione, in un cui momento l'Italia di redenzione ha detto, a cui poi guardare indietro negli anni successivi e dire no, io idealmente stavo con quelli. La verità è che in una guerra i civili stanno e non stanno con tutti e con nessuno. Sì. Poi però questi civili restano in vita anche dopo la guerra, hanno dei figli e loro in vita e i figli devono decidere una parte con cui storicamente sentirsi eredi, ecco. E quindi per questo c'è stata, ed è un bene che c'è stato questo meccanismo di gestione di un trauma storico grosso. A proposito di trauma, sì, sono d'accordo, sia quello sia appunto il fatto che però in Italia non abbiamo proprio mai neanche affrontato l'argomento, cioè nel senso, tolto Mussolini abbiamo detto beh allora a posto così, siamo famosi peraltro, risolta e poi siamo andati avanti. Questa è l'italianità. Questa è l'italianità. Siamo un grande paese. Risolvere i problemi senza fare niente, dicendo vabbè, sposta avanti così. Qual è il tuo preferito di problema? No, io tutti i dittatori esteri del Novecento sono i miei preferiti. Io ho trovato il nome del mio, posso? Sì. Il mio, allora ti dico solo questo, era un dittatore peruviano, tra l'altro lo recente, conosco, ne ho parlato una puntata con Luca Vecchi e Valerio De Siro, ma ti prego di parlare di questo mito. È un grande perché si chiama Alberto, e fin qua va bene, Fujimori, 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 perché era mezzo giapponese, è pazzesco, in Perù si sono fatti
comandare da un dittatore giapponese, da un una cosa dittatore pazzesca. di nascita giapponese, si chiamava Alberto perché era giapponese ma cristiano, e chiaramente in Perù se tu sei giapponese nei caratteri nei tratti somatici ti chiamano il Cino, ti chiamano il cinese. E lui comunque ha detto, si è fatto tipo 10 anni di dittatura. Sì, tranquillo. C'aveva tutti gli anni 90, filato. Altrove si ascoltava il grunge e in sì, Perù si obiettiva un giapponese. Fantastico. E lui ha la figlia che si chiama Keiko Fujimori, questa volta nome giapponese, che è in politica in Perù e sta provando a prendere il potere, però ha perso anche a questo turno di elezioni pochissimo tempo fa. E questa cosa, le ripercussioni di queste elezioni in Perù sono arrivate fino a Torpignattara, perché se passeggi su alcune strade di Torpigna puoi leggere il murales Fujimori nunca más. Ogni volta che lo leggo penso, vedi, il mondo tutto sommato è piccolo, se io posso studiare chi era Fujimori, adesso leggere nunca más sulle vie di Torpignattara. Bellissimo, che bella storia. Bellissima storia. L'hai già detta in un'altra tintoria? Sì. Allora tagliamo. Vabbè, la tagliamo. Basta. Sì, oramai alla 106esima. Allora, finita. Questa altra questione, 106esima o 106esta? Io chiuderei il podcast su questo dubbio, perché 6esima, però 6esima? 100 No, 106. 106. Allora, lì 106esta. dicono 106esta. Pure perché 106esta ci sta, però 106esima. no, io butto tutto sul 106esimo. 105esima. Perché Scusa, pensa non è mica 105esima. 105. no, 105 suona male. 100 No. La 105 Non ci era la siamo. 105esima. 100 qui. Vedi che non è. Allora, la platea è divisa e considerate vedi che pubblico c'è da casa ci qualcuno, sono vedi? 3.000 persone in sala, quindi però tu all'inizio non hai detto 106esima, hai detto 106esima. sì, perché poi era, Ho detto capito? 106esima. Era un teaser di questo 106. topic che avrei sollevato dopo. Perché qua si fanno i callback, qua è una cosa. Va bene, quindi lo lasciamo al pubblico da casa. Scriveteci nei commenti, è come si fanno le views. Scrivete nei commenti e diteci quale sarà chi aveva ragione, la ragazza riccia oppure noi. Esatto. Va bene. Allora, altra domanda tipica. Sì. Di questo podcast, in realtà poco tipica, è la seguente. Io volevo aprire una rubrica all'interno di Tintoria, avevo già aperto una pagina Facebook che poi non ho coltivato perché non ho più l'età per coltivare pagine Facebook. Questa pagina Facebook si chiama, esiste ancora, Cacare in discoteca. Professore, bene. Cacare in discoteca per me è una pagina che racchiude un momento in cui la vita dell'essere umano cambia, perché ogni volta che si caca in discoteca c'è una storia dietro. Certo. Perché non è che tu dici mo vado in discoteca e caco. Scegli di cacare Nessuno in discoteca. sceglie di cacare in discoteca, devi cacare in discoteca. E visto che di solito le discoteche sono posti comunque sia dove, cioè non proprio che dici guarda, pipì la puoi ancora fare, ma la cacca proprio non è questa la location, però certe volte si deve. Sì. E quindi io vorrei che si iniziassero a condividere storie di quando si è cacato in discoteca. E se vi va. E per motivarvi io vado a ricercare intanto il messaggio vocale di un ragazzo. Ma perché non lo prendono in radio questo? Proprio Guarda, non capisco. sono misteri. Io me lo chiedo tutti i giorni, ma perché apologia di fascismo, cagare in discoteca? Radio 3 arrivo. Quello che viene fuori è che lui in realtà vuole sempre raccontare le stesse storie. L'ho già con raccontata tutti. io, però la storia di cagare in certamente, discoteca, sì, quindi Quindi tocca a voi. le ha già raccontate. Se solo sapessi Vuole- come si chiama quella persona, dai Daniele, sei un professionista. Allora, cacare in discoteca. O posso anche dire, cioè, la discoteca qui è la discoteca dell'anima, Per cioè dire. magari non era la discoteca, magari era Una festa, E ti posso un evento dire- dove Esatto, non è dopo cagare cacare, sul set. certo. In Cioè, pausa per di un'attrice. registrazione, ok, pausa 5 minuti e tu, cioè, capito, per dire questi cacare al tuo matrimonio o a un matrimonio. Cagare un matrimonio si può Allora, fare. ci sono delle cose Come chiaramente cazzo si chiama? imbarazzanti che succedono, ma la cosa di cagare è sicuramente una skill che una, diciamo, parlando italiano, una, diciamo, qualità che non tutti hanno. La velocità con cui si riesce a... Anche se si hanno delle esigenze, comunque non tutti sono bravi a farla ovunque. E io ho ricevuto quest'estate un grande insegnamento che è stata quello di dire comincia prima. Mi hanno detto... Ti prego, continua. Vai. Stavamo facendo un camping selvaggio e
io mi domandavo come potessi fare, non usando un bagno mio personale, ad andare in un bar, prendere un caffè e dire guarda già che ci sono, e non metterci 3 ore per dire, e stare lì a scrollare, capito? Quello che a leggere il dietro delle cominciare, insomma, essere veloci come se avessi fatto solo pipì. E il mio ragazzo mi ha guardato e io ho detto, e lui mi ha detto comincia prima. E tu sei riuscito a capire e cosa io ho visto, sai quando la visuale tipo avevo gli occhi da rana in quel momento, e ho detto e ho capito cosa voleva dire. Cioè lui voleva dire entra prima nella mentalità di chi è entrato in bagno, sta già scrollando, sta già vivendo quel momento, si è già lasciato andare, e nel momento in cui tu vai medias res. Bravo. Quindi tu mentalmente devi entrare nel bar che tu già stai cagando. Tu già stai cagando. Cioè che già è partito la cosa e poi piano piano lo sfintere deve cominciare a rilassarsi, che tu stai ancora a malapena chiudendo la porta. Allora la mia migliore amica dice questa cosa, dice sigaro tra i denti. Sì. Poi per favore spiegarci questa metafora. Guarda, è una metafora che viene da Sud America, da Cuba. Ed è un modo di affrontare la situazione a denti stretti, con una necessità ben impellente. Sì. Con una necessità in mezzo ai denti. Esatto. Come farebbe un cubano? Un cubano, ok. Sì. Quindi tu arrivi col sigaro tra i denti e dici ehi, amigos, devo fare solo pipì, giuro. E poi invece, va bene. E poi sarà come morire. Tommaso, tu hai un aneddoto? Allora, io discoteca no, però ho cercato di riformulare nella mia testa il luogo più strano dove ho fatto i bisogni. Certo. E mi è venuto in mente sta roba qua. A inizio anno proprio, devo ancora venire qui giù a Roma, mi è capitato di farlo in un posto che a me è molto caro, che è un negozio all'ingrosso di baccalà a Mestre. Io lo adoro, non voglio fare marchette perché non so se si può. No, perché sono grossi, cioè è proprio un'aziendona che però c'è un piccolo spazio in una zona industriale di Mestre, dove c'è solo un frigo. Loro cioè c'hanno la fabbrica a fianco, senti un odore pestilenziale arrivi nel negozietto e loro c'è sta donna che fa entrare 2 alla volta, ma non per il Covid, perché non ci si sta fisicamente lì, del Covid gli interessa e non interessa, arrivi e ti danno sto baccalà in te vaschette, oppure ti danno lo stoccafisso ancora. Io arrivo e in quel momento avevo un bisogno impellente. Non è che c'è un bagno del locale, c'hanno la fabbrica a fianco. Io cagai dove cagarono e cagano tuttora, e cagheranno gli operai. Sembra una cosa, come dire, ci sono passato davanti, li ho visti all'opera che mantecavano fisicamente sto baccalà, capito? È stato un bel momento. Poi ho avuto un altro bel momento. Però nel bagno non c'è il sapone, quindi no, poi questi che c'è uno stoccafisso con le mani. Sì, devi strofinarlo. Esatto. Lo stoccafisso tra i denti, insomma. I sigari vanno bene, ma lo stoccafisso va rispettato e non va usato per questo tipo di metafore, secondo scusami. me. Viva il baccalà sempre. Viva il baccalà. Tranne quando è fatto a Roma. Comunque, tra l'altro c'è una tradizione di baccalà a Roma? A Roma io il filetto di baccalà fritto. Filetto fritto. Bravo, giusto. Il resto si sa che noi, con questi gusti complicati che ci avete voi, come famo fritto? Che roba. Grande. Questa è una grossa. Allora, è una critica che. Allora, è una cosa che faccio io esisto per questo da 6 mesi a questa parte. Andare per sbaglio nei podcast in cui poi non mi richiamano e parlare male della cucina romana a Roma e perdere amici. No, tu perdi amici. No, tu perdi amici perché lui è un uomo che no, tu sei un mentecatto, ecco. Sì, urca. Perché ogni volta mi dici Guia, tu mi consigli i posti migliori dove andare a mangiare, la cucina romana è buonissima, fammi ancora assaggiare quella cosa strepitosa che mi avevi fatto conoscere. Cucinato. No, quello è impossibile. Però poi sputi. Però poi in pubblico sputi su Okay. Roma come fosse una Mestre qualsiasi. Dillo cosa ti ha fatto assaggiare Roma. Il pane di Lariano, il pane Larino. No, Lariano. Ok, perfetto. E che ne so? Corregge, maledetto. Pensa che sei magnato. Con la strafottenza. No, mi hanno dato quello di Larino a me. Basta. Questo dai quello di Larino. No, questo è quello che caga sul baccalà. Mi hai fatto il caga sul baccalà. Dai, è quello di Larino. È vero, di Lariano e di Genzano anche.
Sì. Vergogna di non Vabbè, farlo comunque più. il pane, Molto questo offesa, sul Sono pane, offesa. queste sono le delizie di Roma, il pane. Ma ti rendi perché? Perché cosa c'è oltre a quello? I soliti primi che conosciamo prima tutti. di tutto i soliti primi, lavati i denti prima di nominarli perché comunque sono buoni. E poi ti voglio vedere fare una cacio e pepe, secondo. Fai una cacio e pepe. Sono capace. Sei capace? Sono capace. E allora parli pure. Sì, è Come me la capace, fai una cacio è e pepe? capace, bravo. Allora, io ho capito questo il segreto della cacio e pepe. Vai, dimmi No, solo il segreto, perché c'è un segreto. metterci più formaggio di quello che ti sembra Madonna, serva. sei proprio, sai cosa sei tu? Un romano di 20 anni che va a studiare a Parigi e fa la cacio e pepe. E dice il segreto è metterci tanto formaggio. No, Poi nella non cremina importa che che fai formaggio prima. è, mettici il formaggio. No. No, Qual è il segreto? l'unico che avete qua. Quanti formaggi avete qua? Il segreto, questo è vero, il segreto. Chissà Perché quale, poi alla noi fine usi scegliamo sempre oggi. quello. Fai, dico, vabbè, quale prendi? Sempre quello prendi. Qual è il segreto? C'è un segreto fondamentale. L'acqua di cottura. Tostare. L'acqua di cottura. Vabbè, grazie. Grazie, Quella no, dopo lo dovevi dire. Nella Molto cremina bene, scognamiglio. nella cremina a parte che fai con l'acqua di cottura e il formaggio e non il pepe perché lo fai a parte, lo tosti anche prima se ti capita. Troppo tardi. Ci metti più formaggio del dovuto e non deve venire liquida, deve essere tipo una colla. Cremosa, Poi la butti sì. in mezzo alla pasta che intanto hai risottato. Ah, tu addirittura bravissimo. Certo, mamma va mia. risottata la pasta. No, non è che parli con uno scemo. La apprezzo e mi piace la cucina romana. Tu sei un La bel trovo maniaco più sessuale. limitata. Ma per quale motivo? Tu sei un bel maniaco Ma sessuale. per quale motivo, professore? Ci sta. Bravo. Cosa ho combinato? Hai delle domande per noi? No, Andiamo avanti. ho un aneddoto. No. Li ha segnati lì, cosa fa? Bella Daniele, stavo guardando il podcast e sono morto alla storia di cagare in discoteca, quindi ti voglio raccontare la mia storia. Ero in Germania, ho vissuto in Germania per un periodo, e c'era sto tizio che è sto amico di mia cugina che mi porta in discoteca e non so perché sti cazzo di tedeschi c'hanno c'è tipo discoteca lontanissima e c'hanno la fissa di eine caffè latte, sehr gut. Scrivono il caffè la sera, tipo il caffè. Pure razzismo. Andiamo a ballare. Prende questo caffè, fuma sigaretta, faceva un freddo di Cristo e mi prende fortissimo il mal di pancia a 100 km da casa mia in Germania. Che cazzo vuoi fare? Vivevo lì e praticamente vado sulla tazza a non 90 gradi ma 120, cioè del tipo non seduto eccetera, un po' ubriaco col caffè latte e sigaretta, ho cagato sulla No. Sapete che Instagram è crudele, ma c'è un sequel. Sulla? ho cagato sulla tazza dietro e sono uscito facendo finta di niente. Non dire dietro. Fighissime dietro, tedesche che dovevano entrare in bagno. Io faccio la faccia, che cazzo gli ho detto tipo in inglese, no, it's a mess, e sono uscito fiero. Ma lui ha fatto la cacca con la seggetta chiusa? No, però cioè lui stava in piedi sulla tazza, quindi ha calibrato male la balistica. È andata dietro. No. Beh, Sopra e onesto dietro. nell'avvisare le tedesche Però incolpando qualcuno, quello è un grande classe adesso dicendo Certo, hanno fatto certo. un casino, Sì, è sì, esplosa sì, una certo, bomba, che è devi prendere successo? distanza. Comunque questa è giusto. colpa tua, cioè la gente si sente tranquilla nel dirti come ha cagato. Beh, però questo è perché Tu sei bisogna contento? normale, cioè sai le cose Ma con le manine così. No, lo dicono per cose serie tipo fight, police brutality. Io lo dico normale. Io dico normalize dire mo al nord perché è una roba che vi voglio rubare. Mo? Perché mo per dire adesso, non si noi dice non lo su. usiamo più, puoi prenderlo. Si può? Posso? Sì. Va buon. È buono quello. Ci sta. Mi guarda male quando lo faccio su. Sì, Mi no, guarda però- male quando faccio tante cose. Noi su. non lo diciamo più mo. Io quando vado all'Aquila sì, mo dico. Appunto. È più a Roma giù, non è ti più azzardi giù, a Roma non dirlo. si può. Non si dice più mo. Mo come Lo si dice? diciamo? No, mo se ti serve dire mo dici mo. Mo lo faccio. Cioè se dici mo. No, su ci sono punizioni corporali, li ha messe Zaia per chi usa queste parole. Chi non usa si queste può. cose. E vabbè, no, voi non usate sti cazzi in modo milanese. Non usate No, sti no, però cazzi. so di sto fenomeno di gente che si è appropriata del vostro Stra interessante, sti cazzi. ma secondo me col fatto che Milano va molto di moda sta molto prendendo piede lo sti cazzi loro, Bisogna stare allerta. Cioè Sì. lo sti cazzi esclamativo sti cazzi invece di sti cazzi, però vabbè, questa è
una battaglia tutto sommato inutile. Zero calcare Normalize insegnerà. using both sti cazzi, secondo me. Io lo userei sia in milanese. Comunque, No. normalize cacare in discoteca, cioè cacare è importantissimo. È il sale della vita. È una delle cose più importanti della vita. L'amore, l'amicizia, la cacca e l'acqua naturale. Perché è una roba che fai al 99,99% da solo, capito? È una cosa incredibilmente autoriferita. E i bagni delle discoteche non sono pronti per te, tu non sei pronto per loro, però è una cosa che ogni tanto succede, quindi normalizzare con dei racconti questi momenti traumatici che molte persone hanno avuto. Grazie. Allora fai un lavoro per tutti. È forte della sua utilità sociale, capito? No, per questo vedo che è per impegnato. questo si alza la mattina, perché pensa a quel ragazzo che ha tolto quel peso dentro di sé, Esatto. raccontando di quell'altra volta in cui si è tolto un altro peso da più in basso. Bravi, Sì, Madonna, sì, sei un poeta. Allora, che dire. guarda, vi giuro, Ma poi sempre che cerchi ho sto aperto le telefono. domande da Instagram per Gui e Tommaso e una che mi hanno mandato 3 minuti fa, non è una gag, Non è vero. ma la rubrica cagare in discoteca? Incredibile. È vero. Ma sto ragazzo, ma sta bene? Questo l'ho Chi è? pagato io. Comunque adesso vi leggo un po' di domande del pubblico da casa. Questo, vabbè. Com'è finito Tommaso Fauro in uno dei primi video di Fulminacci? Fulminacci, Fulminacci, salutiamo, grande artista. Ricordiamo, sembra un'esclamazione detta da Paperino. Mangiafuoco. Fulminacci. O sembra Penso un'esclamazione. che sia nata da questo. il Viene da nome. quello? Non lo so. Salutiamo Fulminacci, dovrebbe venire caro ospite. saluto. Vabbè, non credo, non lo conosco. Un caro saluto a Fulminacci che non conosco neanche io, nonostante no, questo lo breve conosci tu? aneddoto. No, Non lo conosci non tu? particolarmente in realtà, ma lo salutiamo con affetto. Ok. No, banalmente mi chiamò tra l'altro, storie incrociate, mi chiamarono le persone che avevano il compito di farlo sto videoclip, vale a dire il regista Danilo Bubani e la direttrice della fotografia di questo videoclip, che era la grande Silvia Claude Gregorio, Che salutiamo, che è diventata una grande amica, ben contento di conoscerla in quell'occasione e anche di conoscere tutti gli altri, anche di conoscere il dottor Fulminacci Ci mancherebbe e niente, mi avevano visto fare il Pirla, fare stand up comedy, ricordiamo, forma d'arte bruttissima, stand up comedy. Bravo. Terribile, uno che parla 40 minuti con un microfono in mano vestito da tecnico delle caldaie, una roba brutta da vedere. L'arte. L'hanno visto su Facebook in quel famigerato video. In quei video che girava e mi ha portato qui e niente, mi avevo visto quel video e ho detto questo c'è la faccia giusta, se vuoi venire giù non c'ho un cazzo da fare, sono venuto giù, mi sono divertito molto. Tra l'altro feci 2 video in tandem. Quello è un video per i nostri amici di Testa in Tasca che salutiamo. E niente, è stata una gran bella esperienza. Quello non è che conoscevo Fulminacci, buongiorno, buonasera quella sera. No, mesi dopo feci una breve apertura perché passava per il Veneto con una data a una sua data. Mi dicevi, se non e sbaglio, mai più visto. Scopato pure, no? Sì. Infatti, Però mi no, niente di brutto, è un'esperienza normale. avete fatto l'amore una sera. Sì. Ci sta. Non ci si scrive più, però cioè era d'accordo, ce lo siamo proprio detti. Comunque guarda, uno che è stato a non è Sanremo fa curriculum. Certo, Lo scopi. è una tacca. Bravissimo. È una tacca, la cosa più importante. Salutiamo Fulminacci, l'amore, l'amicizia, che la nulla cacca. c'entra con questa L'età. pantomima. Dai. È un ragazzo, vi rendete conto di Fulminacci è finita. è un amico. Scusaci È un Fulminacci. amico. Ma no, Filippo, è Filippo. un ragazzo con senso dell'umorismo e capirà sicuramente. Certo. Allora, ne avevo trovate alcune carine. Ecco sì, chi vincerebbe in uno scontro? Te la stai inventando? No, giuro. Tra Guia di 5 metri versus Tommaso con la super velocità? Questa è una domanda. Me l'hanno scritto, ho detto, beh, Questa è una domanda. Pazzesca allora questa. no, allora questa è dura, ma è sicuramente Tommaso Fauro la risposta. Sì, perché io con la già super sono velocità. goffa. 5 metri vuol dire che proprio Ti butti di schiena e è fatta. io non ho la coordinazione occhio-mano, cioè non riesco a 5 metri. No, 5 metri poi Però come non ti sono acchiappo? tantissimi 5 Come ti metri, sono 2 acchiappo? piani. E tu corri velocissimo. No, io vado Secondo me bisogna quantificare quanto è super sta velocità. No, il punto è questo, non tanto quanto, nel senso che ci sono 2 modi di usare la velocità in combattimento. Oh, ecco. No. C'è il modo che userebbe Non mi chiunque, aspettavo questo twist. ma
No, certo, Me lo nel prendo. senso, puoi usarla in maniera tattica, strategica per dire la schivo, poi la rischivo, la sfinisco come fanno i pugili e quindi poi cade sfinita e quindi la finisco io. Oppure puoi fare quello che da bravo codardo farei io, cioè scappare verso Termini e prendere un treno e tornare in Veneto. Ah, vabbè. Sì, anche e via perché fatto. Quindi sono prendi alta- l'alta velocità, non la L'alta super velocità, velocità. esattamente. Sit-up. Prego. Bravo, se sono contento alta di questo 5 messaggio. metri puoi colpirmi comunque con le tue parole dure. Certo, del resto E se sono alta 5 metri piangerei grosse lacrimone. Ti urla. ti dico non hanno la taglia per te all'OVS e me ne vado, sì. Sì, ti urla vince lui. mostro e tu mi dici oh di nuovo e tu devi dire no, lui si tira fuori il pisello, ve lo giuro. Ma corro troppo veloce, non si capisce se è vero o no, capito? Quindi E allora io poi faccio questa cosa, leggere le domande e poi me le scordo, quindi devo andare a rileggere. Allora intanto Fauro, mi consigli un ristorante a Mestre, così sentiamo Mestre. a Mestre si mangia malissimo. Vabbè, allora tu però hai detto una cosa poco tempo fa. Io parlavo della tradizione culinaria del territorio, un conto è la ristorazione, un conto Invece è la la tradizione. tradizione La culinaria culinaria è quella del Nevertheless, ti faccio questa Vai. domanda molto importante. Mi consigli un ristorante a Mestre per un primo appuntamento con una ragazza? Pure a Mestre li farete i primi appuntamenti. Dove la Allora, porti? cosa una raga- faccio Dove la questa porti? Dove la inviti? Perché le ragazze non si portano da nessuna Si parte. invitano. Quelle sono le valigie e non le porte. Ma senti che Questa romantico l'hai il imparato tono. la lezione scorsa di Questo io lo chiamo le donne- femminismo. Le donne l'uomo non che si portano. l'uomo che scambiò sua moglie per una valigia. Esattamente. Cosa fa? Non si imbarcano le Allora, donne. io non te lo so devi se dire l'han chiuso. al check-in. Mazza quanto pesa. E lì poi insomma si discute, amore. Cioè, è passato da romanticismo a body shaming in 30 secondi, una roba terribile. Dove la porti? Dove la porti? Dove la porto? Allora, Dove la io non inviti? so se è ancora aperto, ma io farei una cosa del genere. Se non l'hanno chiuso, c'era un bellissimo ristorante. Non era bello, era molto brutto, però no, non era molto, era neutrale nella qualità, però aveva questa caratteristica, era un ristorante libanese, ma dentro ci facevano anche i corsi di arabo, a volte durante il dining time, e io ci mangiai con amici, non con una ragazza, però sarebbe bello perché così poi c'hai l'aneddoto, lo racconti, dici no guarda scusa non sono capace a scegliere i posti e poi track, così funziona, no? Così funziona. Cos'è track? Richiudi la sua portiera quando Esattamente, lei me se ne vado a va. piangere, Esatto. perché ricordiamo che Lei io se ne non va e tu guido. fai, Quindi addio. la portiera della macchina di lei ha guidato Sì. lei, capito la tristezza Certo, dell'aneddoto? tu la sì, richiudi sì. perché poi Sempre. di quelle che si chiudono dall'alto, Sì. cioè lei c'ha il Lamborghini. sportello Lei è della piena Lamborghini. di soldi Track. in questo aneddoto. Sì, E tu sì, le sì, richiedi sì, sì. così. E io l'ho portata in un posto dove dietro c'era un cameriere che urlava versetti del Corano. Sì, 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 esatto, Figo. esatto. Beh, No, la porterei lì comunque se è ancora aperto. Per Bravissimo. l'aneddoto. Bravissimo, funzionerebbe al 100%. Sicuro. Se mai io lo sapevo che tu sei un maniaco sessuale. Ma perché? Te sento l'odore. Sento l'odore di chi ucciderebbe per un po' di juicy pussy. No, Professore, questa è tutto tagliare che bene? No, non è vero, non la tagliare. Non sto scherzando. E allora Guglia, però ti vorrei chiedere, Sì, primo appuntamento a Roma ok. con un boy. Sì. Dove lo porti? Femminismo. Oh Wow. shit. Perché lui ti dice Lui si può portare. lui ti dice non so dove andare, tu già Non pensi so te una- odio, però non è di Roma, quindi lui ti dice non No, so dove, oppure è di no. Roma, vabbè, dove lo porti? Ma è molto comune negli uomini l'indecisione, possiamo Esatto, dirlo. esatto, sì. Possiamo È la nostra forza. È una bellissima domanda, non ho dubbi nel dire la pizzeria San Marino di via San Marino, attenzione, non quella l'altra, ma quella di via San Marino. L'altra che a cui non vuoi nemmeno dare No, la dignità di un no, indirizzo. perché c'è un Ma problema fa che bene, sono le ho due- provate Sono entrambe. vicinissime. Sono vicine, le ho sono provate vicinissime, entrambe. hanno lo stesso nome, quindi quando dai È l'appuntamento tipo in Alibaba Arco che tu dici eccolo e invece devi andare dietro. Poi, E vabbè, anche in quello è realtà- romantico perché tu dici ci vediamo alla San Marino, l'altro si sbaglia, dove sei? Io sono qui, no, ma non sono arrivato. E poi sei a un passo, giri l'angolo, ti vedi, ti sorridi, vieni, ti porto lì. Appena arrivo c'è il pizzaiolo che dice questa è la ragazza più bella del mondo. Lo dice probabilmente solo a me, sicuramente. Solo a me lo dice. Però è affezionato perché in realtà sono nata proprio in quella via io, quindi comunque sono di casa. E arrivi, crocchetta di patate migliore di Roma, perché la fanno un po' alla napoletana con la fecola di patate. Non lo so cosa ci mettono. Questo non è l'accento napoletano, comunque. Salutiamo gli amici napoletani e chiediamo anche E scusa. poi
ordini non la pizza, anche se è buona anche la pizza, ma ordini la parmigiana di melanzane che ti arriva Pazzesca. dentro questa teglia direttamente dal forno a legna, quindi è stata cotta nel forno a legna e lui te la pulisce come se fosse una spigola, cioè lui te la scrosta dalla tiella, non si chiama tiella, come se fosse una spigola, quindi c'è tutta questa crosticina fritta e lì nasce l'amore, perché poi dici questo gioco di consistenze che ricorda, sì, certo. sì, questo insomma, e ci ho portato i miei amici, ci ho portato Troppi tutti. ce ne hai portati. Troppi. No. Ci ho portato 2000 pischelli. Sì, è così. Vabbè. Chiedilo al No, signore. ci sono anche stato e ci siamo Infatti stati insieme. siamo stati insieme, sì. Infatti poi come Faure e Fulminacci. Certo. Guarda, cioè, era quella sera, tra l'altro. Era anche con Faura, tra l'altro. Era quella sera. Va bene, allora forse io su questa nota Su lieta, fulminacci sporco di sugo e mozzarella possiamo... Che ore sono? Che ore sono fatte? le 9 meno un quarto. 3 ore che siamo qua, ma perché fai... Daniele, come va? Io sto alla grande. Perché parte della tua vita parlare con Di due cara. Mi piace molto fare il podcast. Siamo Come ben va? Sei contenti. contento? Sono abbastanza contento. Senti le domande della Non psicologa. sono mai abbastanza contento, pur avendo detto abbastanza contento. Mai abbastanza contento. Però sono ormai però 4 mi diverto anni che lo molto, mi fai. diverto molto. Sono Quanti contento anni se sono? vengono le persone, sono contento. Quanti anni sono che lo fai? Da inizio 2018. Secondo me Beh, il primo un applauso podcast a comico Daniele d'Italia. Sì, Fabri sì, dice che è questa prima cosa il va suo, detta. ma questo è il mio podcast, quindi dico che è Quindi prima possiamo il mio. dire che è primo questo. Esatto, esattamente. Sicuramente quello con più puntate. Che è l'unica cosa che conta, poi la quantità, non la qualità. Certamente. Ricordiamolo. E va bene, allora grazie mille a voi per essere venuti. Fate un altro applauso per favore a Guido Scognamiglio e Tommaso Fauro. Un applauso a Gabriele Antinori, a Simone Grazie. alla console. Un applauso a Zalib per la location. Grazie di nuovo per essere venuti qua. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Saluti.